Gente. Va ora in onda la rassegna stampa. Buongiorno Pier Vittorio, a te la linea. Buongiorno Natalia, allora ti chiedo subito, mi sentite? Vedete anche la condivisione schermo? Sì. Perfetto, grazie. Allora, veramente un grandissimo buongiorno alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori, voi che siete sempre dei patrioti innamorati della libertà. E ovviamente anche questo augurio di buona Santa Lucia oggi, appunto che è il 13 di dicembre del 2025. A proposito di libertà, vorremmo finalmente essere liberi dai tanti scioperi pretestuosi che si continuano a ripetere, no? Sempre di venerdì come quello di ieri, ma che a quanto pare ha registrato questo grandioso flop, e che però Landini vuole smentire. Poi vedremo i dati delle rilevazioni, che insomma sembra che gli stessi italiani, ma gli stessi poi iscritti alla CGIL abbiano voltato le spalle al segretario Landini. E poi ovviamente durante questa rassegna stampa commenteremo anche poi tutti gli sviluppi di questi negoziati per la pace finalmente russo-ucraina. E poi sentirete anche l'intervista che abbiamo registrato ieri invece sul tema, l'altro grande tema di cui ci dovremo poi occupare comunque sempre in queste settimane, in questi mesi, cioè la riforma della giustizia, vista comunque la campagna referendaria che è partita e comunque la nascita, la costituzione di tanti comitati per il sì o per il no. L'intervista che abbiamo registrato me e Matteo De Sio ieri, Matteo De Sio come sapete conduttore per Te la rido io l'America il lunedì mattina su queste onde, che l'abbiamo appunto registrata al professor Giovanni Terrano, come sapete costituzionalista, docente di dottrina per lo Stato presso l'Università Marconi di Roma. Lui scrive Terrano anche per il sito La Testata di Nicola Porro, e ovviamente un'intervista su questo tema delle correnti che la riforma vorrebbe superare con il meccanismo proprio del sorteggio, e anche su questa falsa narrativa da parte di alcune toghe, la falsa narrativa secondo cui all'esito della riforma il PM sarebbe ancora più assoggettato all'esecutivo. Ma poi sentirete anche quella chicca che era rimasta in sospeso l'altra volta, e cioè gli auguri ironici che ha rivolto il consigliere comunale di Gallese Edoardo Ciocchetti alla sindaca proprio di Genova Salis, auguri ovviamente, e l'invito, gli auguri di buon Natale, ma anche l'invito a riscoprire il presepe. Sapete tutte le polemiche che erano scoppiate dopo la decisione da parte della sindaca Salis di non far tenere proprio nella sede del comune il presepe. Insomma, sempre, ogni anno, come si avvicina il Natale, vedete che poi ricorrono questi attacchi contro i simboli della natività, i simboli del Natale, i simboli comunque delle nostre tradizioni, della nostra identità religiosa. Giusto per rimanere in tema, no, di oicofobia, cioè odio verso le proprie radici, e anche in tema di cristianofobia. Ovviamente le vostre opinioni restano sempre fondamentali, quindi apriremo il consueto filo diretto con voi. Intervenite come sempre chiamando allo 0292947222, 3 volte 2 finale. Potete scrivere i vostri messaggi quindi nei commenti sotto la diretta Facebook delle pagine della radio e della Lega. Potete mandare anche i vostri messaggi al numero WhatsApp della radio, il 340 6709 659. Vi ricordo sempre anche le nostre coordinate, quindi potete seguirci dal canale digitale della Radio DAB, dalle pagine Facebook della radio e della Lega, dal nostro nuovo sito internet, quindi www.radiolibertà.net, quindi sempre aggiornato con ovviamente tutte le rassegne stampe della settimana, quindi le rassegne stampa che sono state tenute da Sammy Varin, che ringraziamo, salutiamo, e ovviamente al quale sempre, no, le nostre congratulazioni, gli editoriali liberamente del nostro direttore Giovanni Sallusti, ma anche comunque del nostro condirettore Giulio Cainarca, quindi potete trovare sempre tutto questo materiale. Potete seguirci anche dalle app di Radio Libertà per i sistemi operativi iOS e Android, e naturalmente anche dal canale YouTube. E poi il consueto invito, quindi se siete stanchi di questo panorama mediatico in cui imperversa il politicamente corretto, allora abbonatevi a Radio Libertà, sosteneteci, davvero basta poco per aiutare una radio che, lo ripetiamo sempre, è un unicum, no, in questo panorama. Allora andate sulle sezioni abbonati e dona ora del nostro nuovo sito internet. Allora l'avete vista qui condivisa sullo schermo, no? La prima pagina di oggi
di Libero, i compagni che le sparano grosse, vedete questo albero di Natale con Landini, le tante palle colorate, le palle di Natale, qui Landini, Conte e poi alla fine la stessa Schlein e poi Elkann per questa vendita della corazzata editoriale Gedi. E allora vedete Landini ormai siamo a regime, ma il suo sciopero generale è un mezzo flop, quello che stavamo dicendo, la vendita di Gedi che diventa un attacco alla libertà di stampa, offerta pure per la Juve. E qui poi leggeremo oggi ovviamente che tanti a sinistra adesso si stracciano le vesti, si stracciano i capelli per questa vendita di Gedi, ma dov'erano quando tutti i pezzi dell'industria automobilistica Fiat, comunque tutto il gruppo che prima era appunto della famiglia Agnelli, veniva venduto o comunque subiva un forte ridimensionamento qui industriale in Italia. Quindi quando c'erano quelle difficoltà per il comparto automobilistico in Italia del gruppo Fiat, dov'erano a protestare, adesso che invece dicevamo si stracciano le vesti, invece si stanno così angosciando per questa vendita di Gedi. L'ANPI che accusa Fratelli d'Italia per la strage di Piazza Fontana, sentite bene, e Sala addirittura che grida strade piene di fascismo e verrebbe da rispondere non piene di criminali, di maranza, di gang che si divertono a terrorizzare i poveri passanti. L'editoriale di Mario Secchi di oggi, vedete, il leader della CGIL ha sbagliato tutto ed è rimasto solo. Ed effettivamente questo è l'altro grande tema della giornata dopo lo sciopero di ieri, perché poi sostanzialmente se i dati delle adesioni sono così bassi, se come stavamo dicendo prima si vede che comunque gli stessi iscritti poi alla CGIL non hanno partecipato così massivamente, vedremo anche i dati per la pubblica amministrazione riferiti dal ministro Zangrillo, cioè veramente bassissimi, è ovvio che a questo punto sorge la domanda, cioè ma Landini effettivamente a che cosa ambisce, a che cosa mira, se poi il riscontro è questo, evidentemente forse si vuole accontentare di diventare i leader di una nicchia, quella della sinistra, la sinistra radicale, che poi però è anche vero che a sinistra spesso chi è il leader, qui scusatemi, chi si diverte ad apparire come il più puro di tutti, il più radicale, il più estremista, poi vuole lanciare l'OPA su tutta la coalizione. E allora Secchi scrive un anno fa Maurizio Landini annunciò la rivolta sociale contro il governo Meloni in un vortice di sparate in TV e scioperi del venerdì, suo progetto di dare la spallata appunto al centrodestra, assaltare il palazzo d'inverno e preparare il terreno alla remontata della sinistra, ecco tutto questo progetto è fallito. Il risultato è che la sua rivolta immaginaria è diventata un boomerang e 4 sono i punti di rottura. Il segretario della CGIL ha demolito l'unità sindacale, prima con la CISL e poi addirittura con la UIL che l'aveva seguito inizialmente in questa avventura dell'opposizione radicale. La CISL guidata prima da Luigi Sbarra e poi da Daniela Fumarola ha una tradizione moderata e pragmatica, non poteva essere complice di questo gioco allo sfascio. La UIL di Pierpaolo Bombardieri ha provato a mantenere la rotta a sinistra, ma quando ha ottenuto risposte convincenti del governo sulla legge di bilancio ha mollato Landini che ha continuato invece a interpretare questo ruolo del Brancaleone alle crociate. E perché poi vedremo, insomma, Landini anche per alcuni comparti, prima stavamo citando quello della PA, si è rifiutato di firmare il rinnovo con quegli aumenti, ha fatto un po' quello che ambiva sicuramente ad ottenere molto di più, però giustamente gli è stato fatto notare, ma quando al governo non c'era questo centrodestra e c'era magari anche il PD, ti accontentavi anche di poco per quei rinnovi, perché in quel caso appunto non protestavi, non eri lì sulle barricate. Spezzata l'unità sindacale, questo è il secondo punto di rottura, secondo Secchi, Landini ha continuato a strillare e estremizzare il suo discorso pubblico. La metamorfosi quindi da sindacalista a improvvisato politico, quindi senza truppe parlamentari, dunque inefficace nel lavoro che conta cambiare le norme, ha legittimato e favorito la crescita di un nemico a sinistra. Il sindacato USB che lo ha superato proprio nel cavalcare il mondo pro-PAL e la protesta dura sui luoghi di lavoro, soprattutto nel settore dei trasporti. La sconfitta nei referendum del giugno scorso ha mostrato tutta la debolezza della CGIL landiniana, che ha evocato la crisi democratica, per trovare una via di fuga rapida dal buio nelle urne. Elly Schlein non è stata travolta dal crollo solo perché l'ego
ipertrofico del Maurizio, che appunto è tutto avviluppato, no, in questa bulimia proprio di protagonismo, si è preso tutta la scena durante la campagna referendaria, ma il PD ha fatto un bagno ghiacciato di realtà e ora sa che seguire l'andinismo nelle sue passeggiate utopistiche è pericoloso. Gli scioperi del venerdì sono diventati un rito stanco, inefficace, senza una reale partecipazione di massa, provocano disagi che colpiscono soprattutto le fasce sociali più deboli, proprio quelle a cui Landini si appella per la rivolta che invece manca. La protesta del weekend è percepita dagli italiani che lavorano come una furbata del piccolo establishment del sindacalismo. Alla fine l'avventura di Landini sembra come la grandiosa scena della classe operaia che va in paradiso, il film di Elio Petri che fece infuriare la sinistra per la sua corrosiva critica del sindacato. Ma sì, spacchiamo su tutto e occupiamo il paradiso. È diventato un rito stanco, una liturgia che si trascina, questa dello sciopero del venerdì. Avete visto forse anche la vignetta proprio di Osho, di Federico Palmaroli, su questo rito, su questa liturgia, e cioè alla fine il sindacato è riuscito ad ottenere di fatto la settimana corta e quindi il weekend lungo con questa serie di scioperi di venerdì. Che poi sapete, no, Landini continuava a giustificarlo sostenendo: "Noi lo teniamo di venerdì perché così se ne parla di più, perché poi c'è tutto il weekend per commentare, per valutare l'impatto della nostra mobilitazione. Ci sono i media che rilanceranno, no, l'analisi di questo sciopero, si parlerà, si ragionerà delle motivazioni che ci inducono a scioperare, ma alla fine vediamo dai dati delle mobilitazioni che appunto non è così." Allora, siccome il tempo sempre vola, iniziamo questo giro, no, prima di tutte le varie testate, però, rimanendo su Libera, ecco, prima di passare alle altre, io volevo portarvi anche, s all'interno, proprio per vedere quello che scrive Fabio Rubini che sapete, no, si occupa per Libero, spesso segue proprio le questioni che riguardano la Lega. Allora andiamo a pagina 13 perché innanzitutto l'intervento proprio del ministro dell'istruzione, del merito Valditara, a proposito di questo stop, ehm, di questa richiesta di pluralismo in realtà. Qui è scritto: "Stop all'albanese, basta comizi nelle scuole". L'interrogazione di Fratelli d'Italia invitava l'albanese a occupare per Gaza, quindi questa stela dell'albanese che inizia ad eclissarsi, inizia a tramontare, tanti anche, no, alcuni sondaggi di rilevazione che sono stati tenuti, di sondaggi di opinione all'interno per esempio tra gli iscritti del PD. Questa stella inizia a tramontare proprio perché ormai viene finalmente percepito, compreso il suo estremismo, il suo radicalismo. E Valditara, giustamente, il ministro ha sottolineato che serve pluralismo nella scuola. Non è possibile, come è accaduto in alcune scuole toscane, che venga invitata l'albanese con i suoi magari predicozzi, le sue invettive contro Israele, questi suoi discorsi che sembrano ammiccare poi alla fine ad Hamas, il tutto senza un contraddittorio, senza una visione pluralista, senza offrire altri punti di vista. Allora vedete, Valditara che stoppa l'albanese, basta comizi nelle scuole, il tempo dei cattivi maestri che salgono in cattedra a pontificare senza il contraddittorio, ecco questo tempo è finito, the game is over, ai giorni contati, dopo l'ennesimo show della relatrice ONU Francesca Albanese. Allora vedete, vi porto intanto qui per Libero a pagina 13, poi passiamo anche alle altre testate d'area. Vedete, Valditara che stoppa i comizi di Albanese dentro le scuole, il ministro invia gli ispettori per verificare se la nuova icona della sinistra abbia invitato gli alunni ad occupare, quindi anche l'istigazione poi a commettere questo tipo di reati, appunto sarebbe un illecito penale, un reato, e rilancia l'obbligo del contraddittorio, quello che dicevamo, non si può pretendere che stia lei lì a occupare questi spazi pubblici di dibattito che poi alla fine rischiano di diventare di indottrinamento, no, con i giovani studenti, e però tutto senza che venga offerto un altro punto di vista, un'altra visione. Francesca Albanese, appunto, l'inviata speciale dell'ONU, criticata per le sue posizioni anti-Israele anche da parte della sinistra italiana, quello che stavamo dicendo. L'albanese che avrebbe incitato gli studenti di un istituto di Pontedera ad occupare la scuola nel nome di Gaza. E allora il ministro Valditara ha detto basta e ha ordinato un'ispezione ministeriale in tutti gli istituti in cui l'albanese ha tenuto il suo comizio per verificare la realtà dei fatti e l'eventuale responsabilità di organi scolastici. Questo perché, spiega Valditara, ho letto su organi di stampa che in alcune scuole toscane una relatrice
appunto l'albanese, invitata durante l'orario scolastico a intervenire su fatti di attualità, avrebbe rilasciato dichiarazioni che, se comprovate, potrebbero integrare appunto ipotesi di reato. Il ministro si riferisce soprattutto all'invito che la relatrice ONU avrebbe rivolto agli studenti ad occupare le scuole. Contestualmente all'invio degli ispettori, Valditara ha anche inviato alle scuole una nuova circolare firmata dal capo dipartimento del MIM, Carmela Palombo, con la quale si richiama una precedente nota del 7 novembre. Si tratta della circolare relativa all'organizzazione e allo svolgimento all'interno delle istituzioni scolastiche di manifestazioni ed eventi riguardanti tematiche di ampia rilevanza politica e sociale. In tale nota, prosegue la circolare del MIM, si rappresentava l'esigenza che la scelta di ospiti e relatori fosse volta a garantire il confronto tra posizioni diverse e pluraliste, al fine di consentire agli studenti di acquisire una conoscenza approfondita dei temi trattati e sviluppare quindi il pensiero critico. Insomma, serve il confronto tra le parti, vero e proprio cuore della democrazia reale. Una decisione difficile da accettare per chi il confronto lo evita. Giusto per restare in tema albanese, ci si ricorderà la fuga della relatrice ONU da uno studio televisivo proprio per evitare il confronto con un altro ospite. O ancora le parole sprezzanti pronunciate prima contro il sindaco di Reggio Emilia che la stava premiando e poi contro la senatrice a vita Liliana Segre. Scene che hanno imbarazzato anche la sinistra, persino quella più estrema, quella che ha fatto di lei una vera e propria icona laica da venerare. E sì, prima no, creata, venerata come un'eroina, una santa, e questa insomma poi alla fine è stata la risposta e quello che appunto ha fatto la stessa albanese con queste parole, fuggendo da uno studio televisivo, queste parole con questi comportamenti, insomma. Dopo aver reso nota la circolare e l'avvio delle ispezioni, non sono mancate le prese di posizione politica. Per esempio, il Movimento 5 Stelle ha addirittura dichiarato che le ispezioni puzzano di propaganda mascherata da zelo istituzionale. Il PD non è stato da meno, con Arturo Scotto che ha addirittura parlato di un vero e proprio attacco all'autonomia scolastica attraverso la museruola ai docenti, agli studenti e ai presidi. Insomma, tutte queste reazioni, di segno opposto invece queste reazioni nel centrodestra, perché il sottosegretario per esempio all'istruzione Paola Frassinetti di Fratelli d'Italia applaude al ministro, chi si reca nelle scuole ha la responsabilità di non surriscaldare gli animi, se le ipotesi di reato fossero confermate sarebbe gravissimo e attenzione che poi l'albanese ci aveva già abituato ad altre parole di fuoco, ad altre parole fuori luogo, come quando dopo l'assalto alla Stampa, proprio alla redazione del giornale La Stampa, aveva dichiarato: "Ah sì, io condanno questi atti, però che siano da monito per i giornalisti". Monito in che senso? Cioè, se uno non scrive quello che tu vuoi che venga scritto, allora gli altri sono liberi di assaltare queste sedi di giornali, devono assaltare le sedi, cioè facci capire bene, ecco. Chi si reca quindi nelle scuole ha questa responsabilità di non surriscaldare gli animi. Sempre in Fratelli d'Italia, Alessandro Amorese a ricordare un altro episodio con l'albanese protagonista, quello del webinar con oltre 150 scuole collegate, nel corso del quale avrebbe tacciato il governo di essere complice di un genocidio e istigato gli studenti a compiere reati, appunto, come l'occupazione scolastica, un comportamento che è la dimostrazione plastica di un metodo da regime inaccettabile nella scuola italiana. Ma sapete che il vero regime poi spesso nella scuola questo regime l'ha creato, l'ha instaurato la sinistra, perché ovviamente era una di quelle casamatte del potere in cui realizzare l'egemonia gramsciana e quindi quegli spazi di cultura, di indottrinamento da occupare. Particolarmente scatenata è la Lega Toscana. Per il commissario Andrea Crippa la Lega è sempre vicina al nostro ministro Valditara e anche ai nostri ragazzi che non possono essere vittime di manipolazione ideologica, soprattutto in classe. Dura anche l'europarlamentare del Carroccio Susanna Ceccardi. Quanto accaduto è l'ennesima dimostrazione di come a sinistra si tenti continuamente di trasformare l'educazione in propaganda, imponendo ai ragazzi una narrazione unica e censurando ogni voce diversa. È giustissimo perché si evita di fare vera formazione, vera istruzione, ma in realtà poi alla fine no, quello che si tenta di realizzare è una vera e propria forma di propaganda. Un atteggiamento irresponsabile, ha aggiunto
appunto Susanna Ceccardi, l'europarlamentare leghista, a fronte del quale è necessario ristabilire equilibrio e rispetto delle regole. Con il ministro Valditara c'è anche Maria Stella Gelmini, chi invita di noi moderati, chi invita ad occupare le scuole e le università, chi incita all'odio e alla violenza non può essere certo un buon esempio per le giovani generazioni. La propaganda di Francesca Albanese resti fuori dalle aule scolastiche. E poi invece l'intervento d'Atreju del ministro dell'economia, del super ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, perché a proposito no, di Giorgetti, diciamo super ministro, visti tutti i risultati conseguiti anche con le agenzie di rating, le valutazioni più che buone, ottime, eccellenti, ricevute proprio dal Tesoro italiano. Avete visto poi anche nelle ultime settimane comunque il collocamento dei titoli del debito italiano, sempre comunque con risultati positivi e anche lo stesso spread, no, comunque ai minimi storici, con veramente pochissimo scarto rispetto agli analoghi ai Bund tedeschi. Su questo poi interviene oggi Carlo Cambi per La Verità, dopo andiamo a vedere quest'articolo, anche perché è un articolo in cui si smentisce quello che dice proprio la Fornero sulla manovra. E giustamente Cambi fa notare, parla la Fornero, pontifica, lei che insomma dovrebbe anche riflettere sui dati macroeconomici negativi proprio del periodo governo Monti. E allora ospite in video collegamento ad Atreju, il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti ha messo in chiaro la sua versione dei fatti sulla querelle dell'oro alla patria e non solo, sulla vicenda delle riserve auree, una grande polemica quindi si è scatenata, grandi discussioni rispetto a un principio che noi riteniamo essere elementare, cioè che l'oro è posto a garanzia della moneta ed appartiene di fatto al popolo italiano, naturalmente gestito dalla banca centrale. Quindi proprietà che ovviamente formalmente è del popolo italiano e ovviamente poi la gestione tecnica che appartiene alla banca centrale. E ancora, credo che con questa definizione che introduciamo stabiliamo un principio rilevante. Qualcuno dirà che non ha alcun effetto, invece possiede questo effetto simbolico fondamentale che era giusto definire. Quando lo faremo, credo già domani possa essere formalizzato. Quindi oggi questo emendamento, dopo l'incontro con la Lagarde che è stata rassicurata, Fazzolari, l'asse Chigi-MEF è il più forte del governo e quindi chiarito questo principio fondamentale. Giorgetti ha poi rivelato, scusate, di averne parlato proprio di questa proposta, alla fine di questa definizione che si vuole cristallizzare, di averne parlato con la presidente della BCE, Christine Lagarde. Le ho semplicemente chiarito, alla governatrice della Banca Centrale Europea, che questo principio politico era giusto che venisse codificato nelle leggi dello Stato italiano. L'oro è gestito, detenuto per finalità di stabilità monetaria, ma sicuramente è un patrimonio che appartiene al popolo italiano. Il ministro ha parlato anche della fiducia che il governo continua appunto a tenere sui mercati internazionali. Noi abbiamo un'unica arma, quella della serietà, della responsabilità, perché tutti questi risultati si costruiscono su un principio fondamentale che si chiama fiducia, che non è solo quella che prende il governo con i numeri in Parlamento, ma parlando di mercati finanziari e debito, la si conquista ogni giorno, ogni minuto sui mercati. E ha un termometro, il fatto che i titoli del debito pubblico possano essere venduti agevolmente anche senza l'aiutino della BCE col quantitative easing. E lo spread è un altro termometro, anche se non bisogna farne una malattia. E infatti poi l'altra grande promessa, non lasceremo un euro di debito creato da noi alle future generazioni. E quindi una gestione responsabile, no, come quella, vi ricordate, di Grillini, che avevano promesso di sconfiggere la povertà e che poi col reddito di cittadinanza e con superbonus avevano lasciato questo buco, questa voragine nei conti pubblici. Insomma sì, la stessa serietà, lo stesso rigore. Giorgetti ha chiuso il suo intervento ricordando che l'avanzo morale è un principio morale. Il fatto che questo governo non lasci un euro di debito alle future generazioni mi riempie di orgoglio. Noi contribuiamo a pagare una parte del debito che abbiamo ereditato, ma non ne facciamo un euro di nuovo. E questa è una cosa che possiamo rivendicare con tanto orgoglio. Sul palco della Kermesse romana di Fratelli d'Italia c'era anche il sottosegretario Giovan Battista Fazzolari, il quale appunto ha dichiarato, quello che stavamo leggendo prima, l'asse più forte del governo Meloni è tra Palazzo Chigi e Ministero dell'Economia. Qualunque decisione viene assunta in accordo tra la Presidente del Consiglio e il Ministro dell'Economia e qualunque scelta compiuta viene rivendicata dalla politica. E ancora, credo sia la
grande novità di questo governo. Per lungo tempo abbiamo assistito a un lungo gioco delle parti tra la politica e chi doveva guidare l'economia dal MEF, giocando un po' a questo ruolo del poliziotto buono e del poliziotto cattivo. Il governo Meloni invece questo gioco delle parti lo ha stravolto, ha insistito Fazzolari ricordando che il governo ha assunto come impegno morale quello proprio di non peggiorare ulteriormente i conti pubblici. Allora, nel rispetto di questi conti pubblici, quindi si è guadagnata anche l'Italia una considerazione, una stima da parte degli altri paesi, da parte delle agenzie di rating, dei mercati, insomma questo è un patrimonio di fiducia che va custodito. 8:31 Natalia, grazie che me l'hai ricordato. Allora break, noi ci ritroviamo fra pochissimo. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Ogni giorno migliaia di notizie ci raccontano i fatti che accadono in Italia e ogni giorno c'è una voce fuori dal coro. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia. L'informazione che ribalta i luoghi comuni, una vera visione dei fatti. L'Italia vista da sud. Ogni siciliano che vive in Italia e nel mondo è una risorsa, è protagonista della crescita della nostra nazione. Dai forza alla crescita della nostra isola, abbonandoti al QDS digitale più archivio a soli 99 euro anno. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, una scelta di valore. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Cari amici, care scette, cari siure, cari tutti di Radio Libertà, Alberto Acerbis è qua anche stamattina. Non dimentichiamo l'olio, però, cioè confezione di Natale è una cosa che inizia e finisce, numero chiuso, perché tu devi regalare qualcosa che non è che poi a Santo Stefano vedi il panettone che ti regalano se prendi le calze, detti anche scalfarì, cioè cerchiamo di capirci, cioè parliamo di un regalo particolare che fa davvero la differenza nella qualità dei prodotti né come viene presentato. Detto questo, stiamo raccogliendo le olive ancora per 20 giorni, l'olio nuovo è pronto. Mio nonno in questo periodo mi diceva: Alberto, vecché Alberto, l'olio bulvo è sempre a galla in francese, in italiano Alberto vieni qua, l'olio buono viene sempre a galla. Quindi se volete le 6 bottiglie per dicembre, ma ne ho ancora 2, ne ho ancora una, aspetto, vediamo. Allora, guardate che noi roba di importazione no, quest'anno poche olive belle, poche belle, olio meraviglioso, prezzo vecchio. Io dicembre e gennaio vi garantisco ancora questa roba, poi permettetemi a gennaio ne riparliamo. Se volete l'olio Acerbis, se lo pensate come un qualcosa di diverso, a parte con 6 bottiglie fai 6 regali. Chiama 030 68 44 08 o visita olioacerbis.com e chiedi informazioni. Puoi parlare con me, con la Mire, se sono qua. Chiedete di me, fate quello che volete. Io sono qua, vi voglio bene, alla prossima. Pier Vittorio, di nuovo a te la linea. Grazie Natalia. Allora io intanto vi riapro qui la condivisione schermo, eravamo a pagina 13, no, di Libero, ma dobbiamo andare adesso invece, come vi stavo anticipando, anche sulla Verità di oggi, per esempio per l'articolo di Carlo Cambi su questa intemerata, no, della Fornero, eccoci qua, e poi dobbiamo andare a prendere anche il Tempo di oggi e non solo, anche il giornale. Volevo poi con voi leggere e commentare l'intervista che ha rilasciato il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, su tanti temi, tra cui anche su questa commistione tra associazioni di migranti e giudici. E allora, primo insight sulla Verità, poi ci ritorniamo perché avevamo pensato proprio di farvi sentire invece l'intervista sul tema della riforma della giustizia in questo blocco, così poi nell'ultimo blocco dalle 9 in poi possiamo commentare, aprire le linee e continuare a completare la rassegna stampa. Allora vedete, la Verità di oggi, l'Italia va a lavorare contro Landini, questo titolo forte, no, proprio per sottolineare alla fine la stessa sfiducia di tanti italiani, di tanti lavoratori, questa sfiducia verso una classe dirigente autoreferenziale. Abbiamo letto prima, no, dall'editoriale di Secchi che effettivamente ormai questo rito dello sciopero del venerdì è un rito stanco e viene vista come una furbata proprio del sindacato della CGIL. Trasporti, scuola, grandi aziende, tutti i numeri dell'agitazione flop. L'Italia che va a lavorare contro Landini, il segretario della CGIL che urla a regime
e sostiene di parlare a nome del paese reale, ma non aderiscono allo sciopero generale neppure gli iscritti al sindacato. Hanno capito che ormai Landini combatte una battaglia personale, stavolta in pericolo c'è la sua poltrona, e di questo se ne occupano oggi, vedete a pagina 3, Tobia De Stefano. Nessun sindacalista lo ammetterà mai, ma c'è un dato che più di ogni altro fa da spartiacque tra uno sciopero riuscito e uno flop, una percentuale minima al di sotto della quale è davvero difficile cantare vittoria. E poi proprio la riflessione invece di Belpietro su questa vendita del gruppo Gedi. Oggi sapete, no, questo anche sciopero che appunto ha visto la mobilitazione per la redazione di Repubblica, proprio per protestare per questa situazione della vendita, eccetera, e quindi questo sciopero oggi ovviamente Repubblica non è in edicola. E Belpietro scrive appunto in questo editoriale: ma come mai a sinistra, quello che stavamo dicendo prima, non si sono mai lamentati invece per quello che accadeva a Fiat, poi è diventata Stellantis, per le tante delocalizzazioni, per alla fine questo di ridimensionamento dello stesso colosso, di quello che era stato comunque un colosso automobilistico durante la Prima Repubblica, e invece appunto adesso si protesta per questa vendita, per questo smembramento comunque del gruppo Gedi, vendita addirittura poi a un investitore greco, e addirittura si invoca, no, l'intervento del governo. Ma come? Non era il governo che censurava la libertà di stampa e che di fatto impediva questo pluralismo di informazione? John Elkann che sta smantellando pezzo dopo pezzo quello che era il più grande impero industriale privato del paese, portando le produzioni automobilistiche all'estero, esordisce Maurizio Belpietro, mentre a Pomigliano d'Arco si sospende la produzione della Panda e della Tonale. Stellantis, questo il nome assunto dopo la fusione con Peugeot e di cui l'erede di Casagnele è presidente, produce veicoli a marchi Fiat in Marocco, Serbia, Algeria, Polonia, per non parlare del Jeep negli Stati Uniti. Ieri sera ha pure ricevuto un'offerta miliardaria per la Juve, tuttavia di fronte a questa fuga dall'Italia la sinistra pare indifferente. Né il PD né la CGIL hanno fatto un plissé leggendo il racconto dell'operaio che ha dovuto trasferirsi da Pomigliano a Kragujevac, a 140 km da Belgrado, ovvero 1600 km da casa, proprio per evitare la cassa integrazione. Vi ci porto qui a pagina 5 all'interno, vedete la riflessione di Belpietro su questo, e quindi effettivamente nessuno che si è indignato anche per questa storia, no, diciamo, dell'operaio che addirittura ha dovuto andare in questo stabilimento serbo per evitare la cassa integrazione. Eppure, mentre si assiste impassibile alla disfatta dell'industria automobilistica italiana, da parte della sinistra invece ci si agita per questa vendita di Gedi, ovvero di ciò che resta del gruppo editoriale che un tempo faceva capo alla famiglia De Benedetti. Nel corso degli anni, dopo aver comprato dai figli dell'ingegnere decine di testate, tra cui Repubblica, l'Espresso e un pacchetto di giornali locali, Elkann ha provveduto a smembrare e cedere quasi tutto. Venduto lo storico settimanale che all'inizio dava il nome al gruppo e il cui titolo era quotato in borsa, via il secolo XIX, quotidiano con forti radici in tutta la Liguria, e poi passati di mano il Tirreno a Livorno, la Nuova Sardegna a Sassari, il Piccolo a Udine, il Messaggero Veneto e anche appunto il Messaggero Veneto a Pordenone, ma anche mollati a imprenditori locali la Gazzetta di Mantova, eppure quella di Reggio Emilia e Modena, la Nuova Ferrara, la Provincia Pavese, il Mattino di Padova, la Tribuna di Treviso, la Nuova di Venezia e perfino la Sentinella del Canavese tra Ivrea e Val d'Aosta. Insomma, uno spezzatino, smembramento continuo. Qui scrive Maurizio Belpietro, un impero di carta che è stato fatto a pezzi minuti e che alla fine è rimasto con sole 2 testate, ovvero Repubblica, con propagini come Huffington Post, l'Imes e National Geographic, e La Stampa, oltre a 3 radio, ovviamente la più rilevante delle quali è Radio DJ. I giornali ancora nelle mani del nipote dell'avvocato sono un buco nero, anzi rosso, di perdite. Dopo svalutazioni da centinaia di milioni, continuano a perdere quattrini oltre che copie. Le sole soddisfazioni arrivano dalle emittenti, per il resto solo dolori e niente gioie. E qui si avvia alla conclusione Belpietro scrivendo: si sapeva che il Khan volesse disfarsi di tutto, anche perché vorrebbe disfarsi pure degli stabilimenti e trasferirsi felice a Parigi e non o in America.
dove appunto tra l'altro studiano i figli. Si sapeva anche che il suo interesse nei confronti dei giornali fosse pari a zero, la Stampa se l'era ritrovata sulle spalle insieme con una montagna di miliardi, ma l'amore per la testata non era proprio fortissimo. E Repubblica e il resto poi se l'era comprata all'improvviso proprio dai De Benedetti per fare quello che De Benedetti Carlo aveva fatto per anni benissimo, ossia accreditarsi con la politica. I giornali della sinistra che dovevano coprire la ritirata dall'Italia, l'addio all'industria automobilistica, e forse sono serviti a limitare le polemiche, visto che Landini a lungo ha concesso interviste a Repubblica e Stampa senza mai lamentarsi troppo di quello che stava accadendo nelle fabbriche del gruppo. E infatti qui l'ipocrisia proprio di Landini, abbastanza sfacciata, perché poi in tutte queste interviste lui non si lamentava di quello che accadeva nel paese reale, nelle fabbriche, proprio perché ovviamente il referente era quel giornale, erano quei giornali di cui il proprietario è lo stesso proprietario della Fiat, adesso Stellantis. Certo, fa un po' impressione vedere la Bibbia di generazioni di compagni che dopo aver soppiantato perfino l'unità viene venduta come se fosse una Magneti Marelli qualsiasi, una cessione proprio nel 50° esatto della fondazione, per di più un imprenditore straniero che pare essere in affari con quel principe rinascimentale, questa è il copyright di Renzi, di Bin Salman, pensate te, uno che i giornalisti di solito li fa a pezzi, e sapete insomma la nota storia che poi alla fine viene anche rinfacciata a Trump, ma soprattutto una vendita contro cui sindacato e sinistra chiedono l'intervento di quella Giorgia Meloni che fino a ieri era considerata una minaccia per la libertà di stampa. Tuttavia impressiona di più la levata di scudi della sinistra per una casta di colleghi che a lungo ha guardato con sufficienza il mondo ritenendosi intoccabile. Poi qualcuno si chiede perché gli operai non votino più nel PD nei cespugli che gli ruotano attorno, mentre alla CGIL siano rimasti solo i pensionati. Insomma, un epilogo amaro, una triste storia, del resto l'ha messo lo stesso Giannini per Repubblica, cioè che proprio in un anno così fondamentale, comunque di anniversario, e poi alla fine ci debba essere questa chiusura o comunque questa vendita e ovviamente adesso ci si straccia le vesti. Ma allora io ve l'avevo citato, siccome sono già le 8:43, poi nel caso facciamo sentire una prima parte e dopo magari le 9 completiamo, no, la messa in onda dell'intervista. Ecco, ve lo stavo citando, ma dopo ci torniamo. Vedete, la manovra della Fornero, 4 tasse, sentite bene, ma vi rendete conto, no? Verrebbe quasi da reagire e commentare, ma ancora si parla dopo certi disastri. Dopo averci fatto piangere da esponente del governo Monti, ora sforna idee da brivido, imposte su affitti e successioni, rimodulazione IVA e niente flat tax per gli autonomi. Questo è l'articolo di Carlo Cambi e giustamente qua si obietta: ma come? Dici che bisogna aiutare i giovani lavoratori, che devono essere messi nelle condizioni di comprarsi casa, devono essere sostenuti, e poi sentite qua le proposte che vengono da lei, dalla Fornero. Addirittura vorrebbe prendere 3,5 miliardi di maggiori entrate dalla trasformazione della flat tax per i giovani che svolgono lavoro autonomo in tassazione progressiva, e poi altri miliardi verrebbero rimodulando, secondo la sua proposta, rimodulando al rialzo l'IVA sugli acquisti online. E quindi la professoressa non si accorge delle sue contraddizioni, perché da un lato sostiene che i giovani devono badare agli anziani, che però devono pagare in anticipo la tassa di successione. I ragazzi vanno impiegati in lavori ad alta qualificazione così non emigrano, ma lei vuole, ecco quello che stavamo leggendo, vuole stangarli subito con l'imposta progressiva rimuovendo la flat tax. Aggiunge che devono farsi una vita autonoma, ma con le tasse sugli affitti manda le locazioni fuori mercato, perché questa appunto una altra sua proposta, cioè maggiori tasse proprio sugli affitti. Però se queste contraddizioni si sciorinano sospirando o quasi piangendo, aiutiamoli quando sono giovani ad avere una vita degna di questo nome, fa tutto un altro effetto. Perdonerà la professoressa Elsa Fornero, ma tornano in mente alcuni dati, cioè la pressione fiscale con il governo Monti ha toccato in Italia il record assoluto, arrivando al 45,1% del PIL in media, grazie all'introduzione dell'IMU prima casa, alla Tobin tax, che però il governo Meloni ritocca inspiegabilmente al rialzo, al quasi raddoppio dell'imposta sulle transazioni finanziarie e all'aumento di tutte le addizionali IRPEF.
Come ricompensa agli italiani, Mario Monti aveva offerto il record di aumento del debito pubblico arrivato a 2.040 miliardi a botte di 7,5 miliardi al mese. E insomma, tra il 2011 e il 2012 si sono accumulati ben 129 miliardi di passivo aggiuntivo. E quindi questo per ricordare il disastro Fornero-Monti. E poi ve lo stavo citando e adesso vi ci porto, prima di far sentire appunto sia questi auguri ironici, no, per la sindaca di Genova Salis, sia l'intervista sul tema della riforma della giustizia, ma anche, intanto vi ci porto, vedete su pagina 5 del giornale di oggi, l'intervista che ha rilasciato Massimiliano Federica, presidente leghista, il governatore leghista del Friuli Venezia Giulia, sul tema di questa commistione tra le associazioni che si occupano di migranti e alcuni giudici. Allora, ve lo anticipo, legami inquietanti tra giudici e ASGI, che è questa associazione albanese premiata, è una vergogna. Il governatore convegni come verdetti e contro i CPR la sinistra aizza le piazze. Massimiliano Federica, presidente della regione Friuli Venezia Giulia, non ha peli sulla lingua nell'intervista esclusiva al giornale sulle connessioni fra i talebani dell'accoglienza e sul premio Francesca Albanese, il premio a Francesca Albanese consegnato a Trieste, netto mi vergogno. E qui quello che vi stavo anticipando, Presidente, cosa pensa dell'asse rivelato dal giornale fra duri e puri dell'accoglienza come Gianfranco Schiavone, l'Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione, questa ASGI, no, che viene citata qui nel titolo, e le toghe amiche, quindi le toghe che poi alla fine conducono quasi una battaglia politica con queste sentenze, con questi provvedimenti giurisdizionali che abbiamo visto negli ultimi mesi, anni, sono sempre poi nella direzione quasi di contrastare e sabotare tutto quello che realizza questo governo in tema di strette sull'immigrazione. E allora la risposta di Federica: penso che ci siano delle connessioni che mi preoccupano sull'obiettività del giudizio della magistratura. Ricordo molti anni fa che da giovane deputato, molti anni fa, che la Lega era stata condannata in Lombardia per un manifesto sull'immigrazione e ASGI aveva proprio denunciato la Lega e il giudice che ha emesso la sentenza partecipava a congressi assieme ad ASGI. Lo stop alle riammissioni dei migranti in Slovenia della rotta balcanica sono scaturite dal caso della denuncia falsa di un pakistano su maltrattamenti della polizia italiana. Schiavone lo aveva annunciato mesi prima proprio in un convegno. Com'è possibile? Giusta domanda. Mi chiedo come sia possibile che l'allora vicepresidente di ASGI fosse in grado di anticipare quello che poi è accaduto a livello giudiziario, portando poi allo stop delle riammissioni in Slovenia. Però segnalo anche un caso più recente in regione. Per ogni cittadino italiano che chiede una casa popolare, verifichiamo se possiede degli immobili. Non vale lo stesso per gli extracomunitari. C'erano arrivate segnalazioni di stranieri che chiedevano l'alloggio popolare, ma possedevano delle palazzine a casa loro. Per questo abbiamo fatto una norma che prevedeva la certificazione dell'ambasciata di provenienza sulle proprietà del richiedente. Ricorsi su ricorsi anche da parte di ASGI e alla fine la norma è stata demolita per via giudiziaria. Ecco, pensate poi che cosa succede con questi ricorsi, con questo contenzioso. Adesso il nuovo campo di battaglia sono i centri in Albania, il disegno quindi è politico. Quando siamo di fronte a CPR, centri di permanenza per il rimpatrio, che siano in Albania o che siano in Italia, valgono le stesse norme. Purtroppo da parte della sinistra è in atto una battaglia contro i CPR anche a Gradisca, nella mia regione. Ricordo sommosse che sono state aizzate dalle piazze esterne, idem per l'Albania. Le conseguenze per il paese sono nefaste. E qui vedete virgolettati, business. Sorprende quando chi manifesta per i migranti poi alla fine ci guadagna e, come al solito, il solito business, il solito conflitto di interessi e poi il caso, quello che abbiamo letto prima, cioè la Lega punita dopo una denuncia ASGI e il giudice era uno di loro. Vedo che però sono già le 8:50, allora chiedo a te Natalia se possiamo far sentire video e intervista, comunque anche nonostante ci sia di mezzo poi il break, no, delle 9, altrimenti proseguiamo con la rassegna stampa, facciamo sentire il tutto a partire dalle 9. Dimmi te come preferisci, come è anche più comodo per i nostri ascoltatori. Io farei partire l'intervista.
Perfetto, e allora sentiamo già prima questo video ironico di auguri per la sindaca Salis, non ci voglia male, la prenda in maniera affettuosa, e poi ovviamente questa intervista sul grande tema, lo stavamo dicendo prima, no? Di norme che vengono scritte e poi demolite dall'ordine giudiziario. Allora, che cosa si può ottenere con questa riforma della giustizia e perché le correnti della magistratura sono così ostili? E noi ci ritroviamo fra pochissimo. E allora buon ascolto. Allora, oggi sono con noi di Radio Libertà il professor Giovanni Terrano, costituzionalista, docente di dottrina dello Stato all'Università Guglielmo Marconi di Roma, autore per il sito La testata di Nicola Porro, già nostro ospite. Professore, grazie per essere di nuovo con noi, è sempre un privilegio poterla avere con noi. Buongiorno, grazie a voi per l'invito. Grazie, ed è di nuovo con noi Matteo De Sio, come sapete conduttore su Radio Libertà del programma Te la rido io l'America, il lunedì mattina. Grazie sempre Matteo per la tua partecipazione, è sempre un piacere averti qui con noi. Grazie a te per l'invito, Pier. Grazie Matteo. E allora, professore, come dicevamo con lei, oggi affrontiamo questo tema, no, della riforma della giustizia. Su questo argomento lei ha pubblicato proprio un articolo, no, sulla testata di Nicola Porro, dal titolo La grande bugia delle toghe sui PM controllati dal governo. Ecco, perché alcuni sostengono che con questa riforma i PM sarebbero assoggettati al governo e quindi lo stesso esercizio dell'azione penale sarebbe subordinato alle indicazioni dell'esecutivo? Perché questa è una falsa narrazione appunto da smontare? È una falsa narrazione da smontare perché mi sembra che anche nell'ultimo periodo è stato ben smontato, insomma, dai media, dai giornalisti, dagli intellettuali, perché la riforma Nordio non parla assolutamente di una sottoposizione del pubblico ministero al governo. Cioè, che cosa voglio dire? Che in realtà si è parlato molto appunto di questa divisione della magistratura e di dividere la carriera dei pubblici ministeri da quella dei magistrati, quindi dividere le funzioni. In realtà questa divisione è solamente una divisione di carriera, una separazione di carriera, una separazione di funzioni, ma la giurisdizione resta unica. La giurisdizione resta unica, i pubblici ministeri, la procura, la magistratura inquirente resta appunto una magistratura, non viene scissa, cioè non viene estrapolata dal corpo dell'ordine giudiziario, perché in realtà questo è un problema di natura se vogliamo anche storico, cioè il fatto che non in tutti gli ordinamenti la figura del pubblico ministero, la figura della procura, la figura della pubblica accusa fa parte della magistratura. In alcuni ordinamenti, ma non solo, non dobbiamo solamente guardare gli ordinamenti attuali europei, anche nell'Italia pre-repubblicana, nello Statuto Albertino, la figura del pubblico ministero era una figura che faceva parte dell'esecutivo, sottoposto direttamente al ministro della giustizia, come adesso attualmente avviene in paesi quali Spagna, Portogallo, in molti ordinamenti europei. La figura del pubblico ministero è una figura che non appartiene alla carriera giudiziaria, che non appartiene all'ordine giudiziario, quindi rappresenta proprio come pubblica accusa, diciamo, rappresenta l'esecutivo. La paura, il timore che, o meglio lo spauracchio, perché non è un timore fondato, che gran parte della sinistra e degli oppositori di questa riforma hanno portato avanti nel corso dei mesi, era quello appunto di far credere, cosa che in realtà non è scritta nella riforma che ho qui davanti, cioè non c'è da nessuna parte, nessun articolo si parla di un pubblico ministero che viene cacciato dall'ordine giudiziario. Il pubblico ministero resta, per la riforma Nordio, un magistrato a tutti gli effetti, inquirente, come lo è adesso, ma separato dalla funzione giudicante. Quindi un magistrato che avrà, dopo che, se ammesso che venga approvata la riforma, ammesso che insomma dopo tutta una serie di passaggi anche legislativi di legge ordinaria,
il pubblico ministero avrà una carriera separata, nel senso che anche i concorsi saranno separati. Ci saranno dei concorsi per magistrati requirenti e inquirenti e un concorso per magistrati giudicanti. Quindi quello che la riforma Nordio vuole portare avanti è solamente una divisione, e questa divisione viene attuata mediante proprio la divisione dei due CSM, quindi due grandi organi, CSM per i giudici e CSM per i pubblici ministeri, quindi con due carriere completamente separate che non si incontreranno mai tra di loro e che quindi si autogovernano in maniera differente. Quindi ogni CSM praticamente governa la propria magistratura di riferimento, cosa che adesso non avviene. Il problema che c'è attualmente e che ci portiamo avanti da alcuni decenni è che appunto c'è questa forte commistione tra pubblici ministeri e giudici, una forte commistione che comunque ha minato l'indipendenza, perché uno dei requisiti principali della magistratura è l'indipendenza, la terzietà, l'indipendenza, l'autonomia. Il giudice in questo modo non è sereno, non è indipendente nel giudicare, nell'emettere una sentenza. Perché? Perché in realtà si trova nella stessa carriera dei pubblici ministeri e anche nello stesso CSM. Ricordiamo che il CSM è una funzione fondamentale per la magistratura, che è quella delle promozioni, dei trasferimenti e anche la funzione disciplinare. Quindi ben vediamo che non c'è una serenità di giudizio laddove appunto un giudice si sente comunque sottoposto a un pubblico ministero che può, o viceversa, è chiaro, no? Questa è la funzione principale della separazione delle carriere. Comunque ciò non toglie che il pubblico ministero resta un magistrato, non viene cacciato fuori dall'ordine giudiziario, non ha alcun tipo di contatto con l'esecutivo, cioè non c'è scritto da nessuna parte, né il ministro della giustizia può intervenire nelle sue decisioni, né il 112, cioè l'obbligatorietà dell'azione penale, viene modificata. L'azione penale resta obbligatoria e quindi basta, finisce lì, non c'è altro da cui discutere, non c'è paura, non c'è timore. Ho sentito anche dire, anche da giuristi autorevoli, il fatto, dice, questo pubblico ministero nel mondo del diritto poi vagherà da chi si dovrà, insomma, sono tutti processi all'intenzione. Cioè, attualmente la riforma non lo prevede. La riforma è chiara, è limpida, è semplice, infatti sono pochissimi articoli, non è una riforma diciamo che complessa anche nella comprensione. È chiaro, penso di essere chiaro, no? Ma la magistratura, Matteo, dipende probabilmente dalla paura di perdere, ecco, una, diciamo, porzione di potere proprio per il meccanismo del sorteggio. Esatto. Adesso le faccio la domanda, professore. Una tematica molto importante anche per quanto riguarda soprattutto anche la comparazione con altre giurisprudenze di altri paesi che non hanno questa perfetta equiparazione fra il giudice giudicante e il magistrato inquirente, e sembra che invece gli altri sistemi comunque funzionino e non siano collassati. Sembra quindi che, come diceva anche Pier Vittorio, parliamo di una paura di tante correnti della magistratura che rischiano quindi di perdere quel potere politico che tanto hanno cercato di prendere in questo periodo storico da circa probabilmente Mani Pulite, se non addirittura prima. Certo, perché diciamo che la riforma Nordio si fonda su 3 assi principali, che sono appunto la separazione delle carriere,
da un lato, la scissione dei 2 CSM, come abbiamo visto per i giudici e per i pubblici ministeri, e poi l'istituzione dell'alta corte disciplinare. Quindi in questo caso, in questo senso, l'azione disciplinare viene estromessa dal CSM e viene delegata a un organo specifico, che alcuni ritengono essere un organo giudiziario, d'altra parte si parla proprio di giurisdizione disciplinare, però su questo è un aspetto controverso che poi vorrei tornare dopo. E quindi la istituzione dell'alta corte disciplinare. Ora il problema dove si pone? Perché si parla di questo sorteggio? Perché è importante il sorteggio? Il sorteggio è importante per spoliticizzare la magistratura. Ovviamente io non voglio criticare l'operato dei nostri padri costituenti, ci mancherebbe, la nostra una delle costituzioni più belle del mondo, forse la più bella per sicuramente tutto quello che va, però nel corso del tempo il Consiglio Superiore della Magistratura, così come era stato ideato e pensato e come ce lo ritroviamo all'interno della nostra Costituzione, non ha funzionato, purtroppo. Perché ci troviamo di fronte a questa riforma? Perché purtroppo il Consiglio Superiore della Magistratura non ha funzionato e si sono creati, soprattutto per quanto riguarda l'elezione dei componenti del CSM, del Consiglio Superiore della Magistratura, soprattutto per quanto riguarda la componente togata, perché non dimentichiamo la maggior parte è formata da componenti togati, da giudici, magistrati, e l'altra parte da componenti laici, cioè professori universitari, avvocati, eccetera. Ora, la componente togata nel corso del tempo, nel corso dei decenni, è stata eletta sulla base delle correnti, cioè a partire dagli anni 60 e soprattutto poi negli anni 70 in poi, si sono formate delle vere e proprie fazioni politiche all'interno della magistratura. Nel momento in cui si vota per il CSM, si formano delle correnti che non sono altro che delle correnti politiche che portano delle proprie idee di pensiero, che sono una diversa dall'altra. Per esempio abbiamo l'Associazione Nazionale dei Magistrati, che è quella diciamo più tranquilla, abbiamo Magistratura Democratica, che è quella più a sinistra, insomma abbiamo varie correnti che si legano ai vari partiti politici, diciamoci la verità. Quindi è una magistratura, purtroppo, lo devo dire, politicizzata. E questo comunque che cosa ha minato? Ha minato nel corso del tempo l'autonomia, non tanto l'indipendenza, ma l'autonomia della magistratura, perché ovviamente se si formano delle correnti e si formano delle vere e proprie elezioni, e quindi si accentua il carattere rappresentativo della magistratura, la magistratura non svolge un carattere rappresentativo, non sono nostri rappresentanti, tant'è vero che l'articolo 103 parla proprio di un ordine giudiziario, non parla di un potere giudiziario, è un ordine, perché qua nel costituzionalismo moderno, contemporaneo, la divisione dei poteri comporta che il potere è la conseguenza di un suffragio. Cioè noi abbiamo il potere legislativo perché il potere appartiene al popolo e c'è questo trasferimento nel momento in cui votiamo i parlamentari. C'è un trasferimento di potere indiretto nel potere esecutivo, cosa che però non abbiamo e non possiamo avere nel potere giudiziario, per cui è un ordine giudiziario. Il carattere quindi la problematica della rappresentanza nel potere giudiziario non ci deve essere. Non ci deve essere perché altrimenti si creano tutti questi problemi che noi ci siamo trovati davanti. Allora, Nordio, la riforma che cosa vuole evitare? Per evitare la formazione delle correnti, o meglio, perché secondo me non si eviteranno mai, però si riducono drasticamente, anziché eleggere i componenti del CSM, questi devono essere sorteggiati. Cioè devono essere sorteggiati, non c'è altra strada. Molti dicono questa è un'offesa nei confronti della magistratura, com'è possibile? I magistrati possono emettere sentenze di condanna ma non possono eleggere un loro rappresentante? No, non lo possono eleggere un rappresentante, perché è successo, perché praticamente la storia ci ha insegnato che sono successe delle situazioni poco piacevoli per, voglio dire. Quindi di conseguenza
l'argine alla politicizzazione della magistratura è proprio il sistema del sorteggio. È chiaro, non ci sono altre soluzioni per poter... Il sorteggio ovviamente, che è un sorteggio integrale per i magistrati, che poi verrà sottoposto ovviamente a una, se vogliamo, attuazione da una legge ordinaria, e quindi poi sarà la legge ordinaria a determinare i criteri. E poi è previsto invece un sorteggio temperato per i componenti laici, perché non dimentichiamo che anche nei CSM previsti dalla riforma, la maggior parte dei componenti devono essere componenti togati, che sono estratti a sorte, e gli altri invece, i componenti laici, devono essere estratti, deve avvenire attraverso un'estrazione temperata. Che vuol dire temperata? Che devono essere estratti da una lista, un listone che tiene il Parlamento, e che forma entro 6 mesi dal proprio insediamento, composto da avvocati con almeno 20 anni di esercizio e da professori universitari in materie giuridiche. È chiaro? E la stessa cosa poi vale per l'alta corte disciplinare. Anche l'alta corte disciplinare, che è una, non è come CSM che sono due, una, anche questa verrà composta da membri che verranno sorteggiati. Ecco, e questa magistratura però appunto l'ha tanto attaccata, no? Questa parte della riforma Nordio, però è una magistratura che sì viene dall'ubriacatura, diciamo, della stagione di Tangentopoli, quindi questo successo demagogico di Mani Pulite, però poi dopo lo scandalo Palamara sta pagando un prezzo reputazionale altissimo, e ulteriore poi scivolone perché l'icona vivente di certo giustizialismo populista, cioè Nicola Gratteri, ha addirittura commesso questa gaffe, cioè ha letto una parte di un'intervista mai registrata, mai tenuta, appunto a Giovanni Falcone, in cui Giovanni Falcone avrebbe sostenuto la sua contrarietà proprio a questa separazione delle carriere. E poi, Matteo, abbiamo visto anche questo accanimento, no, implacabile della Procura di Palermo su Matteo Salvini, quando la stessa Procura Generale della Cassazione, è vero, ha ritenuto, in questa memoria, che non sussisterebbero quindi reati per il caso Penams. Esatto, abbiamo visto anche tra l'altro, e poi chiederemo anche al professore ovviamente la sua, anche per quanto riguarda prima a destra abbiamo visto con il presidente Berlusconi, ora con Matteo Salvini, come una parte della magistratura si colleghi, come ha detto anche lei giustamente il professore, direttamente all'ideologia partitica. Una questione che dovrebbe essere sempre tenuta in considerazione, una questione che ovviamente può accadere in Italia perché si è concesso tanta libertà, tra virgolette, organizzativa proprio alla stessa magistratura. Sì, certo. Purtroppo il problema della libertà organizzativa ha comportato la formazione delle correnti, come ho già detto prima, e quindi l'istituto del sorteggio è l'unico modo per evitare la formazione di queste correnti. E soprattutto un altro aspetto molto importante della riforma è anche l'affidamento delle questioni disciplinari a un'alta corte, perché l'alta corte disciplinare è un caso poi a sé stante, come ho detto prima, che va analizzato nel suo specifico, nel dettaglio, perché in realtà le critiche che vengono mosse nei confronti dell'alta corte è il fatto che questo sia a tutti gli effetti una magistratura speciale. E ricordiamo che l'articolo 102 proprio della Costituzione vieta la formazione, l'istituzione di nuove magistrature speciali. Magistrature speciali, ricordiamo quali sono: i TAR, il Consiglio di Stato, la Corte dei Conti e così via. In realtà, perché dico che è un problema che comunque sarà affrontato successivamente e sarà affrontato anche con delle pronunce della Corte Costituzionale, mi auguro, laddove si dovesse
insomma, Sollevare. creare una problematica sulla magistratura speciale, che in realtà, anche se nella riforma il legislatore costituzionale parla parlano di giurisdizione disciplinare e quindi parla anche di emissioni di sentenze, la natura, io non sono d'accordo sulla natura giurisdizionale dell'alta corte disciplinare, cioè non vedo come praticamente in realtà i procedimenti disciplinari nascono come procedimenti amministrativi e come tali vengono decisi con dei provvedimenti amministrativi impugnabili dinanzi alla giustizia amministrativa. E in realtà anche la stessa Consiglio Superiore della Magistratura svolge, perché ancora esiste, secondo la nostra Costituzione, una funzione amministrativa. Ora, il problema, dico, ma realmente noi ci dobbiamo attenere al dato letterale della norma che verrà riformata quando parla di giurisdizione disciplinare? È una vera e propria giurisdizione oppure è una funzione disciplinare amministrativa e basta? Un po' come è avvenuta con la problematica con il Consiglio Nazionale Forense, con la questione disciplinare degli avvocati, cioè la natura disciplinare non può avere una natura, cioè il procedimento disciplinare non può avere una natura giurisdizionale, ma una natura procedimentale. Quindi su questo ovviamente ci sarà sicuramente una discussione da fare a parte per capire essenzialmente la natura, anche perché queste sentenze, perché l'articolo 4 che va a riformare l'articolo 105 della nostra Costituzione parla di una Corte disciplinare che emette delle sentenze. Queste sentenze possono essere riviste dalla stessa Corte in una composizione differente e non parla però, ad esempio, di una probabile impugnazione per motivi di legittimità per violazione di legge davanti alla Corte di Cassazione. Allora, tutta questa insomma, tutte queste diciamo discordanze ci fanno capire, dice, ma ci pone un dubbio, ci pone delle domande, cioè io il dubbio ce l'ho, dico, ma ha veramente una natura di questa funzione disciplinare dell'Alta Corte ha veramente una funzione giurisdizionale? Punto interrogativo. Dobbiamo stare attenti, perché insomma la qualificazione giuridica da dare è fondamentale, perché ovviamente da qui derivano poi tutte le problemi, perché già c'è chi dice attenzione, siccome l'articolo 102 prevede il divieto dell'istituzione di nuove magistrature speciali, attenzione che questa alta corte disciplinare è incostituzionale, perché ovviamente la Corte Costituzionale ci ha insegnato che anche delle nuove una riforma costituzionale può essere incostituzionale perché contraria magari ai principi supremi, ok? Proprio da questo punto di vista io dico, stiamoci attenti, verifichiamo se veramente questa alta corte ha una funzione giurisdizionale come ci dice il legislatore costituzionale, oppure una funzione amministrativa, perché la funzione, in genere la funzione disciplinare nasce come funzione amministrativa, quindi questo è un problema tecnico che comunque andrà risolto, andrà rivisto, insomma. Certo, andrà sicuramente affrontato, ma in ogni caso poi resta questo grande nodo di un CSM che è diventato di fatto poi al di sopra di tutto, e questo poi lo sostenne persino un insospettabile come appunto il leader socialista Nenni, tant'è vero che fu lui che volle la creazione. Con questo vi lascio e voglio lasciarvi proprio con questa riflessione, perché lui che volle tanto la creazione del CSM ne impose la creazione, però poi alla fine se ne pentì immediatamente, perché addirittura poi ebbe ad affermare che insomma questa magistratura, o meglio l'indipendenza della magistratura, andava assumendo forme che rendono quest'ultima il solo vero potere, sentite, un potere insindacabile e a volte irresponsabile.
c'è da chiedersi chi controlla i controllori e insomma si spera che almeno proprio con il meccanismo poi del sorteggio, dicevamo, si eviti il correntismo, si eviti questa iperpoliticizzazione poi della magistratura, perché almeno poi la giurisdizione venga finalmente esercitata in nome del popolo, ecco, come prevede la nostra Costituzione. E allora grazie ancora al professor Terrano, grazie ancora a Matteo De Sio e veramente speriamo di rivederci presto, anche perché insomma la campagna referendaria è appena partita, si sono appena costituiti i vari comitati del sì e del no e quindi il dibattito ovviamente non mancherà, proseguirà e ci immaginiamo che continuerà a essere anche abbastanza animato. Grazie a te Pier e grazie al professore. Grazie Grazie, a tutti, grazie per l'invito, grazie. Grazie professore. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi. Radio Libertà non ha filtri né censure. Ascolta la gente e parla come la gente. A te di nuovo la linea, Pier Vittorio. Grazie Natalia. Allora, intanto ovviamente mi sentite, no? Visto che abbiamo fatto questo stacco, tutto ok. E allora noi eravamo a pagina 5 del giornale di oggi, proprio il giornale, l'intervista condotta da Fausto Biloslavo a Massimiliano Federiga. Abbiamo sentito questa intervista sul tema della riforma della giustizia e prima stavamo commentando, proprio sentendo le parole di Federiga, di questa norma che lui aveva voluto proprio per impedire che le case popolari venissero assegnate soltanto a cittadini extracomunitari. Si chiedeva una certificazione da parte delle ambasciate, una certificazione che attestasse che i richiedenti cittadini stranieri, appunto non italiani, alla fine non avessero anche abitazioni nei loro paesi di origine, e poi alla fine ricorsi su ricorsi proprio da parte di questa associazione per gli studi giuridici sull'immigrazione ASGI, che è collegata poi, è legata, comunque intrattiene dei rapporti con dei magistrati che poi alla fine hanno emesso delle sentenze sempre favorevoli in questi ricorsi, in questi contenziosi, sempre poi favorevoli ovviamente ai cittadini stranieri, agli immigrati. Ma allora, siccome sono le 9:17, ci stiamo avviando alla conclusione, vedo che sono arrivati tantissimi messaggi, no? Per esempio, buongiorno, in questo messaggio che ci ha mandato Ruggero, buona giornata Pier Vittorio, basta con questa Fornero, lei ha già combinato disastri possibili che nessuno rammenta i suoi piagnistei sugli esodati, basta leggere le sue castronerie. Eh sì, Ruggero, infatti prima dall'articolo proprio di Carlo Cambia avevamo evidenziato tutte le sue contraddizioni, perché alcune proposte in totale cortocircuito tra di loro. Chiede che si aiutino i giovani e poi abbiamo visto che vorrebbe questa maggiore tassazione, per esempio per le giovani partite IVA, e quindi trasformare quella flat tax, quella sua proposta che stava sciorinando. Buongiorno, riguardo ai pensionati della CGIL vorrei far notare che se non è cambiato nulla, quando si va in pensione viene automaticamente applicata la ritenuta a favore di tale sindacato, deve poi essere il pensionato a disdire l'iscrizione. Questo andrebbe verificato, eventualmente modificato. Ecco, il nostro ascoltatore ci ha mandato questo messaggio, anche credo perché probabilmente si voleva ricollegare, ti volevi ricollegare a quello che abbiamo letto prima, cioè sul fatto che le stesse adesioni tra gli iscritti della CGIL non siano state così alte, numerose nello sciopero di ieri, e infatti in alcuni dei commenti che avevamo letto si era detto appunto alla fine rimane alla CGIL solo questo zoccolo duro di pensionati ancora iscritti appunto a questo sindacato. Marco, che invece ci scrive questo messaggio contro Federiga, e però a Federiga facevano comodo le toghe rosse quando c'era da vessare i Novax o i portuali di Trieste. Vorrei sapere perché il cassiere in banca non può darmi il contante e devo per forza usare il bancomat che non voglio. Ho scoperto, secondo post scriptum di Marco, che ieri negli uffici pubblici uguale non posso usare il contante, ma la Costituzione devo essere schiavo di carte bloccabili da remoto, e questa è la libertà? Beh no, infatti poi una proposta di questo governo è anche quello di aumentare il limite all'uso del contante, sapete, e quindi riguardo invece quello che ci hai detto sui portuali, ma
la vicenda di Trieste, no, e di Federica, che innanzitutto bisogna anche ricordarsi che le regioni dovettero poi affrontare quell'emergenza con tante incombenze e con uno Stato centrale che poi sapete, no, c'aveva, di fatto vincolato a degli arresti domiciliari e a gestire poi il passaggio del Green Pass. Insomma, fu una situazione veramente, poi alla fine, sicuramente difficile, complessa, si potrebbe definire labirintica, e adesso però stanno venendo fuori anche, le magagne dalla commissione proprio di inchiesta sugli errori che fece il governo Conte nella valutazione. Quindi poi alla fine, si faceva passare soltanto una versione anche sugli esiti, no, delle scoperte scientifiche in merito al Covid, non si permetteva poi di esprimere voci, diciamo, di dissenso, comunque se non di dissenso, quantomeno alternative. Io ho letto, ho visto anche questo intervento che aveva fatto Marchinaro, no, lui spiegava che quando era in collegamento con certi studi televisivi, con magari Burione presente, lui era invece in Russia a seguire come veniva gestito il Covid, la pandemia lì. Insomma, poi alla fine, per esempio quando faceva riferimento Inaro alle cure che si stavano facendo, le cure per il plasma o comunque il plasma di coloro che erano guariti dal Covid, subito in studio un sussulto di rabbia, di indignazione da parte di Burioni. E quindi, siccome poi passavano dai canali ufficiali soltanto alcune verità o comunque, alcune sì, alcuni dogmi sarebbe meglio da dire, vabbè, alcune verità scientifiche, poi alla fine la politica si trovò quasi con spalle al muro che si doveva per forza, obliterare, convalidare quella versione dei fatti e quelle evidenze scientifiche, sempre scientifiche, però consideratelo come detto tra virgolette, perché poi sapete la scienza procede anche per errori, per tentativi, per sperimentazioni e alla fine anche per verificazioni, validazioni di ipotesi. E allora a conclusione di questa intervista, così dopo vi leggo anche dal Quotidiano di Sicilia al Corriere. Schiavone fa parte del CDA della Fondazione Lucchetta, che ha una sezione del premio dedicata specificatamente alla rotta balcanica. I reportage premiati sono quasi sempre a senso unico. La fondazione ha ottenuto anche finanziamenti regionali. Cosa ne pensa? Qui risponde Federica. Qualcuno pensa che i soldi pubblici siano dovuti e propri. Il mio pensiero è che i finanziamenti regionali vanno utilizzati con la massima oggettività possibile, senza diventare appannaggio di una parte politica. Quest'anno è stato assegnato dalla fondazione dedicata ad una parte dei giornalisti triestini caduti su un fronte di guerra un premio speciale a Francesca Albanese. La sua opinione, risponde Federica qui tranchard, mi vergogno del riconoscimento a un personaggio sanzionato da paesi democratici occidentali come gli Stati Uniti, che mantiene posizioni più che discutibili sulla questione israelo-palestinese e che ha partecipato ad eventi, seppure in remoto, dove erano presenti elementi di Hamas, organizzazione terroristica. E infatti, sapete, era venuto fuori anche questo, che lei aveva partecipato ad un convegno e poi c'erano in collegamento dei funzionari o comunque dei referenti proprio di Hamas. Io allora mi avvio alla conclusione, perché dobbiamo anche riflettere sul tema del presepe, la Salis che aveva vietato il presepe in ufficio comunale. Allora volevo poi farvi vedere questo video, farvelo sentire, che è diventato virale sulla rete. Allora poi noi lo rilanciamo, però prima vi faccio vedere, ecco qui dalla prima pagina del Corriere di oggi, la riflessione a pagina 8 di Verderami sul Consiglio Supremo di Difesa dell'Italia, la postura da utilizzare con la Russia. Avete seguito questo scontro totale sui beni russi qui dalla prima pagina del Corsera, perché poi l'Italia ha scelto questa posizione, cioè si congelano i beni russi, però per il momento l'Italia ha deciso di non passare già all'impiego di questi beni, perché una proposta, se vogliamo, molto più bellicista sarebbe poi quella di cedere questi beni congelati e passarli all'Ucraina. E poi invece infatti qui vedete, vi porto un secondo, appunto a pagina, vedete Francesco Verderami, pagina 8 di oggi del Corriere, con appunto questa spiegazione dei retroscene, il Consiglio Supremo e i timori sulle intenzioni di Putin, e se vuole testare le difese UE, quello che continua sempre poi a negare, sapete, Travaglio, che ieri ha intervistato Crosetto ad Atreio e che oggi ovviamente rilancia queste sue idee sul Fatto Quotidiano di oggi, Travaglio dicendo ma insomma l'Europa, scusatemi, la Russia non è in grado
di invadere definitivamente, conquistare queste altre porzioni di terreno in Ucraina, a tutte queste difficoltà che incontra sul campo di battaglia, dove volete che vada, che possa invadere anche i paesi baltici. E poi Quotidiano di Sicilia di oggi, perché c'è l'editoriale proprio di Carlo Alberto Tregua, del direttore l'Ucraina, a proposito dell'Ucraina, che afferma, riconosce l'Unione Europea non conta nulla, e poi l'inserto di oggi proprio sul ponte sullo stretto di Messina, questa storia infinita. Vi segnalo qui appunto all'interno questo articolo che ripercorre la storia di questo progetto faraonico, una storia infinita che continua. Qui si fa riferimento che anche a un grande come Carlo Magno, sorpreso dalla vicinanza delle due sponde, Ruggero II d'Altavilla fece studiare le correnti anche lui, e quindi si ipotizzò questa diciamo possibilità di unire le due coste. Ma allora Natalia, sono le 9:25, se ce la facciamo sentire allora questo video, e ovviamente io vi ringrazio per i tanti messaggi, per l'ascolto, e ovviamente buona continuazione qui sui programmi di Radio Libertà, e ovviamente buona Santa Lucia, buon weekend. E allora ci sentiamo questa riflessione proprio sul valore delle nostre identità, delle nostre tradizioni, tra cui quella natalizia del presepe. Grazie ancora, buon sabato, buona domenica. Ciao a tutti, per me questa è l'unica degna risposta alla sindaca di Genova, Salis. Inviarle un bel presepe con tutti i personaggi che amiamo da sempre. Perché, cara sindaca di Genova, tu sei un rappresentante delle istituzioni, quindi devi mantenere le nostre tradizioni secolari della nostra bella Italia. Quindi, cara sindaca, oltre ai miei grandi auguri, ti invio questo bel presepe in comune, che spero che tu vorrai esporre nel tuo bell'ufficio. Ti auguro un buon Natale e spero di vederti presto anche nel mio comune, il piccolo comune di Gallese, in provincia di Terbo, dove qui il Natale è sentito come in tutta Italia. Ciao sindaca, buon lavoro e tanti auguri.